Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti truc se mostri, ogni di si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Mandi fruits, ben chiatats, o sintornats. Stai so ben? A Nina Viodi c'è che è succeduta a me e a Chiara. Daria e Chiara a son da ora fa di mirinde coi biscotti al cacao. E io ne biele giornate di sorelli. E Chiara no viod l'ore di là aggiuata al cortile. Su, po' Daria, nindi fora giù. O può dare in là di fura giù, dome quanto var infinit, dutis dos la mirinde. No. Ecco, finita. Io di stu c'è calzucetta in gosassi, Chiara. Ci ridi stu Daria. I prei, aiutami. Dai, scusa. Ho cognos ben manieri, io, per farti passare il sangloccio. Pardon? Aiutami. Fruz, lo sapevo che la soluzione più conosciuta per far passare il sangloccio a qualcuno è che di fai chiappare un spac? Avete mai provato? No? Allora, facciamolo insieme. 1, 2, 3, boh! Strani. Per solito funziona sempre. Ma Daria, a c'è spacchi ieri, so sapevi già che tu mi varessi sfatti a papore. Tu hai di farlo così, qualche non lo sai. Sì. Quietiti. Ho conosciuto un'altra soluzione io, per farti passare il sangloccio. Allora, io avevo un pizzo. Tira su un pit. Tira fuori la lenghe. E come salte a tor de credince, come une suste al mancul sied voltis. Poi dopo al passarato io daras. A tor de credince. Non è pure, Chiara, o hai un'altra soluzione? Sentiti. Sentami. Passimi la chiadrè. Sì, sentiti. Plelis gambis. E porte i genoi al petto. Che movimento di compressione al diaframma al vares di aiutati a farti passare il sangloccio. Strani, con me funziona sempre. Il limone, sta ferma lì. Ulli, passami il limone.
A disin che mangiare un fettute di limone aiuta a rilassare i nervi. Grazie. Tencheste. No, Chiara. Aspetta. La mil. Ulli, per plase, passimi la mil. Me agne, quando mi veniva il sanglioc, mi faceva metti une sedonute di mil so de lenghe. Al pares di aiutati a rilassare i nervi. Oh, Uli, per plase, passami un scartos di pan. Respira dentro dal scartos aiuta a rilassare i nervi. Guarda, respira qua dentro. Oh, c'è fattori, Chiara? Idee! Mi par di visami une filastrocchie che mi aveva insegnato nonna Nora e diceva così: Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio. Tu has di dile par siet voltis Siet. e non c'è mai respira. Tu chiuderas che al passerà. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Sanglioc vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca a cui che ti ame. Talbevi dite io, Chiara, che ti varrei fatto passare il sanglioc con i miei rimedis de tradizione. Oh, grazie, Daria, tu mi hai proprio aiutate. Mi pare che a forza di rimedis che Sanglioc vi impropite sfinì. Finito. Torni in attaccare. Se il sanglioc non ti dà paz, strope un poc il nas. Se il sanglioc non ti dà paz, strope un poc il nas. Strope un poc il nas. Se il sanglioc ha le bricon, prove col limon. Se il sanglioc ha le bricon, prove col limon. Prove col limon. Se non passa il tic-tac, ben all'ude chiappa un spac. Se non passa il tic-tac, ben all'ude chiappa un spac. Ben all'ude chiappa un spac. Se tu has anche mos
simplis, gire voltis, siati dinu parsiet voltis, biel fa simplis, gire voltis, biel fa simplis, gire voltis. No sia mai di respira, par magia al passarà, no sia mai di respira, par magia al passarà, par magia al passarà, no sia mai di respira, par magia al passarà, no sia mai di respira, par magia al passarà, par magia al passarà. Fasin un giuc. Viodin, se o ses boins di riguardar c'è che i veve fat metti so de lenghe d'aria chiara par scombatti il sanglocci. A. Une caramele. B. Une sedonute di mil. C. Un chiocolatin. Par scombatti il sanglocci di Chiara, i veve fat metti so de lenghe une sedonute di mil. Salvisaviso? Beh no, provai t'avvisassi cumò. C'evevio conseat di mangià a Chiara par scombatti il sanglocci. A. Une fetute di naranci. B. Une fetute di milucci. C. Une fetute di limon. Par scombatti il sanglocci, ovevi conseata a Chiara di mangià une fetute di limon. Salvisaviso? Beh no, bravs. Voleso ascoltare con no un new capitolo dal Piccolo Principe? Sì, allora ascoltinlo insieme. Si chiamava a sei in region dagli asteroidi, numero 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Al scominciare l'ore alla viodiu, per chiatare ce fa e per imparare. In tal pren asteroid, agliere sta un re. Il re stava sentato, vestito di purpure e di armelin, sore un chiadreon tan semplice, ma maestoso. Ah, ve un sudit, al dise il re quanto al viodè il piccol principe. E il piccol principe si domanda: «Ce mot puedial, cognosimi, se non mi ha mai veduto?» Lui non sapeva che per un re il mondo è un evore semplice, duci oms a son sudis. «Ven d'ogni che ti vio mior», disse il re, che aliere dut brauros di sei finalmente re per qualchidun. Il piccol principe ha chialato or per chiatà un puesto la sentasi, ma il planeta aliere tut inderedat dal sflandoros mantel di armelin. Arrestato un tiempins e parvieca all'erestrac al società. «Ale quintri les regulis de creanze, società in presenza di un re», i disse il sovran. «Talin proibis». «No pues fa di mancul», i rispondè il piccol principe, tut confusionato. «O hai fatto un viaggio lungo e non hai dormito?» «Allora», i disse il re, «ti ordeni di società. A son eins che non viod nissuna società. Li sociedadis a son per me rubis fur dall'ordinare. Su, sosede anch'imo, a lei un comando». «O hai sudizion? Non mi ven plui», disse il piccol principe, diventando dutros. Al rispondè il re. «Allora io ti comandi, modi società e modi». Al trapastiave un poco e al someave sustat, parvie che il re al tigneve soredut che la sua autorità fosse rispietate. Non sopportava di sei disubbidit, agli era un sovran dispotic, ma stant che agli era tan bon, al dave comans con sentimento. «Se io comandas», all'usave di, «se io comandas a un generale
di diventare un uccel di mare e se il general non mi ubbidis, non sarei scolpe dal general, ma sarei scolpe me. Puoi sentami? Al provà a domandare il picciol principe. Ti comandi di sentati, gli rispondè il re, e al tirà d'oglie con grande pompe un plete dal suo mantel di armelin. Se la vostra maestà e volessi essi ubbidide volte per volte, e podares dammi un ordine con sentiment, e podares par d'intune ordenami di partì dentro di un minuto, mi par che al sedi il momento giusto. Il re non risponde nuie, e il picciol principe d'un primo momento non savece fa. Po dopo, con un sospir, si invia. Ti fa sgno ambassador! Al speciale ore avosai da ur il re. Alveve un fa di grande autorità. I granch, a son propri strams, di salfra di sé il picciol principe, di lunchi il viaccia. Indovine, indovinel. Alle dut gris, tant grand e al saltucce ogni 30 secondi. C'è robeise. Facile. Un elefante col sanglaccio, beh. Un signor avar al sinta suonà il campanello e al vierge la parte. Un signora gli dis, buondì, che scusi, ostin fasint une collette per nuove piscine comunali. Vuoi le contribuire? E il signor avar, ma sicuro che vuoi contribuire. O vuoi subito a chioli un seglot di aghe? Vedi, c'è fatto risue per aiutare Chiara a scombattere il sangloccio. Hai provato a fare chiappa un spac? Ma no, Gli hai fatto mangiare una fettuta di limone, come che mi avevi insegnato? Ma no, Neanche la sedon di mille ha funzionato. Botte sclop, mi è venuta in mente una filastrocchia che mi contava non in ora. Sangloccio va giù pel poggio, va giù per fontane, va in boia quel che ti chiama. Chiara le ha dite par siet voltis e senza mai respirare. E il sangloccio è passato. Come che dopo mi è venuta a me, ma per fortuna qua hai provato tutti i rimedi e come per magia il sangloccio è sparito. Mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giusti e mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano.